Siamo qui con Dario Rigo, vabbè, evitiamo, lo conosciamo tutti, e dagli spalti una bella partita, tanti gol, un paio di individualità per la 2 importanti. Tu che partita hai visto? No, sicuramente l'esamine che hai fatto te è corretta. Sì, potevamo prendere qualche gol in meno, potevamo farne anche qualcuno in più, però il risultato rispecchia l'andamento della partita. Come dicevi te, noi, io parlo per il Valdagno ovviamente, abbiamo delle individualità importanti, però a me piace ragionare di squadra. Ho fatto ruotare tutti e 8 i giocatori, anzi Infatti. anche i portieri, E quindi infatti, questo è quello che conta. Per me il gruppo è più importante dell'individuo è eccezionale. e E questo, sì, questo per esperienza personale. sì, Quindi sì, so sì, che poi da lì si possono avere dei risultati, certo. poi dopo ovviamente uno fa gol perché Bene, bravo è lui. così, Esatto. però poi dopo l'importante è che sia una squadra compatta, coesa e soprattutto Armoniosa. armoniosa e poi che giochi a hockey. Ecco. Questo si è visto dagli spalti perché è una partita assolutamente gradevole. Ecco, l'ultima domanda, che aspettative avete per quest'anno? Cosa cercate? Ma il nostro obiettivo è quello comunque di mantenere la categoria, quindi di salvarci senza avere grosse difficoltà o arrivare alle ultime partite dove dobbiamo fare punti per poter salvarci. Poi quello che arriva in più è solo merito dei ragazzi, di quello che fanno durante la settimana, di quanto si applicano, quanto sono in fiducia e tutte le loro caratteristiche che devono avere per fare il salto di qualità. Sono una due competitiva dove i risultati Infatti, chiaramente sì, sono tutti quanti sempre in bilico e certo. quindi li abituiamo magari per diventare ancora più grandi. Certo, grandissimo, grazie, 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 buona ciao. serata, ciao.